Tempo permettendo, sarà una Pasqua finalmente in ripresa. Il dato è generalizzato, ci sono chiari e scuri da considerare a seconda di latitudine e longitudine, ma il Veneto va incontro a giorni economicamente positivi. Lo dicono albergatori e ristoratori a 2 giorni dalla Pasqua. Abbiamo buone speranze per questa Pasqua perché come da calendario è venuta abbastanza alta, non bassa come quella dell'anno scorso, quindi la temperatura effettivamente è migliore, più mite. In realtà, nonostante i primi deboli segnali di arresto della crisi, la capacità di spesa della maggior parte delle famiglie italiane continua ad essere ai minimi, fiaccata da anni di difficoltà. Secondo il Censis, il 62,3% degli italiani ha ridotto pranzi e cene fuori casa e secondo Federconsumatori la Pasqua avrebbe fatto segnare un calo dei consumi del 13%. Eppure è pienone per molti ristoranti, come nella quiete cornice di verde lussureggiante dei Colli Euganei, dove le prenotazioni sono già state chiuse 10 giorni fa. Allora, noi prevediamo, già è tutto esaurito, tant'è vero che già da diverso tempo, una decina di giorni, abbiamo chiuso le prenotazioni, quindi anche i nostri associati, da quello che sento, hanno la stessa impressione. Splende il sole sulla montagna e anche al mare, come a Jesolo. Che noi abbiamo già il locale praticamente quasi, non dico esaurito, ma insomma molto, molto ben messo. Poi, ripeto, all'albergo c'è parecchia gente, insomma la gente si vede che si muove. Sembrerebbe che si sta aprendo la situazione, dai, speriamo di sì, ossia il governo sia un po' ottimisti, dai, siamo un po' ottimisti. Discreta l'affluenza alle città d'arte. Il turismo italiano è sostanzialmente incagliato, però c'è un bel ritorno di attenzione da parte, per esempio, stiamo notando anche dei tedeschi, su Verona, su Vicenza, su Padova. Stenta la ripresa alle Terme Euganee, niente boom dei turisti russi. La Pasqua è ancora tipicamente italiana o centroeuropea. Allora, la settimana di Pasqua è buona, si prospetta bene anche fino al 4 maggio, diciamo. Dopo maggio speriamo insomma, che continui, al momento delle prenotazioni l'hotel non è pieno, però insomma, siamo fiduciosi che continui.